Pauroso incendio a Montebelluna, le fiamme devastano completamente l'abitazione di una giovane coppia. Uno dei due fidanzati si è salvato lanciandosi dal secondo piano della casa. Omicidio di Paolo Vai, rinviata a giudizio Patrizia Armelin e Angelica Cormacci, accusate di aver ucciso a colpi di bastone e poi soffocato il 57enne con cui convivevano nel luglio del 2019 a Vittorio Veneto. Pesantemente insultati da un cliente al quale avevano raccomandato di mettersi le mascherine e lo sfogo su Facebook dei titolari di una nota pasticceria del centro di Treviso. Una gift card, una carta regalo per incentivare gli acquisti nei negozi del comune, a lanciarla l'amministrazione comunale di Casugana. La giornata contro la violenza sulle donne, caserme dei carabinieri illuminati, l'appello delle forze dell'ordine: non abbiate paura di denunciare. Nessuna zona rossa, ma domenica 29 novembre tamponi di massa da Auronzo di Cadore. L'obiettivo del test su un'ampia fascia della popolazione è quello di individuare i pochi positivi asintomatici. La morte di Diego Armando Maradona sconvolge il calcio. Il padovano Dino Baggio se n'è andato, il più grande di tutti, dice: giocarci contro era come giocare contro una divinità. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca del pauroso incendio che ha devastato nella tarda serata di ieri un'abitazione a Biadene di Montebelluna. Le fiamme appunto che hanno distrutto l'abitazione di una giovane coppia. Uno dei due fidanzati, la ragazza, si è salvata lanciandosi dal secondo piano dell'abitazione. Ho sentito a gridare aiuto, 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 aiuto. Io pensavo che ci fossero i ladri. Ho aperto il balcone e c'era lingue di fuoco, ma enormi, enormi, che venivano fuori da sotto il coso, la tettoia là. E lui che urlava in mezzo al coso, al giardino. Attimi di terrore ieri sera verso le 22:30 a Biadene di Montebelluna. Un vasto incendio ha colto di sorpresa una giovane coppia che abita in questa casa in via San Gottardo. L'uomo si trovava in bagno al piano terra mentre la compagna riposava nella camera da letto al secondo piano. Vedendo il fumo mentre era in doccia, l'uomo è uscito in giardino per vedere da dove proveniva. Sì, si era chiuso fuori casa e lei era chiusa dentro e non riusciva a entrare per farlo uscire. Continuava a tirare pugni sulla porta, sulle finestre, terrore allo stato puro. Il 29enne, per il panico, si è chiuso fuori di casa. Non potendo dare una mano alla sua fidanzata, ha iniziato ad urlare per cercare di svegliarla e metterla in allarme. I vicini di casa sono subito accorsi per dare aiuto, ma l'incendio era già indomabile. In pochi minuti il fuoco ha divorato tutto il portico esterno e i 2 piani dell'edificio. La giovane 33enne, chiusa in camera da letto in attesa dei soccorsi, ha dovuto prendere in poco tempo una drastica decisione pur di mettersi in salvo. Il fumo è andato su dappertutto, lei si è buttata giù dal balcone. La donna, una giovane commessa, dopo la caduta da 3,5 metri, è stata soccorsa dal personale del SUEM 118 e successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Montebelluna per le cure del caso. Era un po' ustionata, tutta nera, bruciata un po' i capelli, è rotta una vertebra e anche un calcagno dovrebbe essere rotta. Sul posto sono giunti 6 mezzi di soccorso dei vigili del fuoco tra autobotti ed autoscala, 18 gli operatori impegnati fino alle 6 di stamattina. La casa ha subito importanti danni. Questa mattina sono proseguiti gli accertamenti da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che con i carabinieri di Montebelluna stanno indagando per capire cosa abbia causato l'incendio. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. L'abitazione inagibile è stata posta sotto sequestro. I 2 fidanzati si dovevano sposare l'anno scorso, causa Covid avevano posticipato le nozze il prossimo maggio. Dovevano sposarsi il 1° maggio, adesso cosa fanno? Casa ridotta tutta in cenere, poretti. La cronaca giudiziaria, il delitto di Paolo Vai, il 57enne che fu ucciso la notte tra il 18 e il 19 di luglio del 2019. Sono state infatti rinviate a giudizio Patrizia Armelin, 53 anni, Angelica Cormacci, di 25, di Vittorio Veneto, accusate di aver ucciso la notte appunto tra il 18 e il 19 luglio Paolo Vai, con il quale convivevano. L'uomo
lo ricorderete, in stato di alterazione alcolica e incapace di difendersi, sarebbe stato ucciso, colpito prima appunto a bastonate e poi soffocato con un cuscino al termine di una lite, ma secondo un disegno, secondo un progetto che la pubblica accusa ritiene premeditato. Il processo inizierà il 14 aprile del 2021. Adesso parliamo invece di un'ispezione dell'antitrust, un'istruttoria dell'antitrust nei confronti del gruppo Benetton. Nel Merino 2 contratti in franchising. L'azienda dice: noi siamo estranei a qualsiasi irregolarità. L'ipotesi: abuso di dipendenza economica riguardo a 2 contratti di franchising stipulati con un rivenditore indipendente di prodotti a marchio Benetton. Per questo l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato nei confronti del gruppo una istruttoria con ispezioni scattate ieri assieme alla Guardia di Finanza nelle sedi di Benetton SRL e Benetton Group SRL. Sul piano della dipendenza economica, Benetton, spiega l'autorità, avrebbe imposto al rivenditore di mantenere una struttura di vendita e una organizzazione commerciale disegnata sulle sue esigenze, in considerazione del fatto che si garantisce contrattualmente la possibilità di fissare regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del franchise, fino a ostacolarne, se non impedirne, la sua eventuale riconversione. In questo contesto, oggetto dell'istruttoria, rileva l'antitrust, è il possibile uso discrezionale da parte di Benetton di alcune clausole contrattuali che le consentirebbero di incidere su scelte strategiche del rivenditore, come la definizione delle proposte e degli ordini di acquisto, non solo in termini di tempistica ma anche di quantitativi. In tal modo Benetton potrebbe aver condizionato in maniera significativa l'attività economica del franchise, impedendo di gestire in autonomia la propria attività commerciale. Detenendo una posizione di rilievo nel mercato dell'abbigliamento, conclude l'antitrust, la vicenda è rilevante anche per la tutela della concorrenza del mercato, perché potrebbe avere un impatto significativo su tutti gli imprenditori che costituiscono la rete in questione a danno del gioco concorrenziale del mercato. Immediata la nota del gruppo di Ponzano. Non abbiamo dubbi in merito alla estraneità a qualsiasi pratica commerciale riconducibile all'abuso di dipendenza economica, così come a qualsiasi attività illecita o scorretta nella gestione del rapporto con i suoi clienti retailer. In particolare, prosegue la nota, proprio a riguardo della vicenda in esame, la magistratura ordinaria ha già avuto modo di accertare la correttezza del gruppo e il suo rigoroso rispetto della normativa. L'ampia documentazione già passata al vaglio dell'autorità giudiziaria e l'esito favorevole dei relativi giudizi, unitamente alla piena collaborazione e disponibilità fornita dall'attività istruttoria, consente, conclude la nota, al gruppo Benetton di confidare, di provare con esaustiva chiarezza anche all'autorità garante la propria posizione di assoluta legittimità e correttezza. Ed ora le condizioni di Remo Sernargiotto, l'ex assessore regionale, europarlamentare, noto politico, imprenditore, purtroppo ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello dopo l'infarto che lo ha colpito. Restano gravissime, seppur stazionarie, le condizioni appunto di Sernargiotto. In queste ore ovviamente tutto il mondo politico, imprenditoriale si è stretto intorno alla famiglia dell'imprenditore politico del Monte Bellunese e le condizioni, come dicevamo, sono ancora molto gravi. Resta una flebile speranza, ma appunto per quanto stazionarie è una condizione ancora molto critica. Nelle prossime ore verrà aggiornato il bollettino appunto sulle condizioni di Sernargiotto. Adesso invece apriamo la pagina sull'emergenza coronavirus. Fra poco vedremo anche i dati del bollettino dell'azienda Zero. Di fatto a livello regionale, anche se la Marca di fatto ci è già entrata da qualche giorno, a livello regionale adesso tutte le aziende sanitarie, tutte le province del Veneto sono entrate ufficialmente nella fase 5, l'ultima del piano di sanità pubblica per quanto riguarda i ricoveri in area non critica. Di questo ha parlato oggi Zaia, ma ha parlato anche di 2 importanti iniziative sul fronte della lotta al contagio, microzone rosse nelle Valle dell'Agno e il tampone, lo screening di massa ad Auronzo di Cadore. È tornato anche a parlare dell'ordinanza sui negozi, perché la Regione ha anche aggiustato il tiro. Noi siamo in fascia 5, siamo entrati ufficialmente con tutte le province, in fascia 5 con i ricoveri. Ricoveri ospedalieri. Il Veneto è ufficialmente in fascia 5 con criticità diverse a seconda delle aree e presto in alcuni comuni potrebbero arrivare misure ad hoc con mini zone rosse e tamponi a tappeto. Lo annuncia il presidente della regione in riferimento alla Valle dell'Agno e ad Auronzo di Cadore. Faremo, da quel che so io, una campagna di tamponi.
Invece nelle valli su, ne abbiamo parlato stamattina, nelle valli su della Valle dell'Agno, e stiamo ancora attendendo perché ci sono nuovi dati che sembrano darci un trend diverso, in diminuzione. Però non escludiamo sulle valli dell'Agno delle restrizioni ulteriori, definiamoli, a voi piacciono queste notizie, no? I mini lockdown, ma chiudere i bar, quelle robe lì, insomma. Nel frattempo, leggermente variata rispetto alla prima stesura, l'ordinanza anti-assembramenti firmata ieri da Zaia relativamente al numero massimo di clienti per i negozi. Tutte le strutture con più di 40 metri quadri hanno un cliente ogni 20 metri, esclusi i dipendenti e gli operatori da questo calcolo. Per i negozi sotto i 40 metri quadri resta il limite massimo di un cliente alla volta. Resta confermata la chiusura nei fine settimana delle strutture di vendita superiori ai 250 metri quadri. È anche un elemento per noi per vedere se funziona, perché se ci fosse una tenuta non ci sarebbe nessun motivo per tenerli chiusi. Dalle regioni è poi partita la richiesta al governo di una convocazione per poter discutere del prossimo DPCM, quello in vigore scade il 3 dicembre. E soprattutto discutere la partita della neve. Il tema della montagna invernale, davanti a notizie che si rincorrono di apertura dell'Austria, di apertura della Svizzera e quant'altro, si fa fare la figura veramente della periferia, dei dimenticati. Infine la questione scuola, con la notizia che circola da qualche ora di una riapertura delle superiori a dicembre. Io non sono contro la scuola in presenza, così evito anche qui un flusso di messaggi, però dico semplicemente che ormai la letteratura scientifica ci dice che i cluster più importanti sono stati messi in piedi dei grandi diffusori, che sono i ragazzi, che sono sostanzialmente tutti asintomatici ma hanno cariche virali molto spesso elevate. Dunque la Regione, abbiamo sentito, aggiusta il tiro sulla questione dei negozi. Nella pagina bellunese invece vedremo nel dettaglio come avverrà lo screening di massa ad Auronzo di Cadore. Dicevamo, aggiusta il tiro per quanto riguarda i negozi in alcune parti, ma ci sono alcune realtà che non sono comunque soddisfatte della situazione. Secondo noi questa ordinanza era sbagliata 15 giorni fa, è sbagliata tuttora perché crea una discriminazione all'interno degli esercenti della stessa categoria merceologica, in quanto gli esercenti sotto i 250 metri quadri sono aperti il sabato. Ai titolari di negozi di media e grande superficie il rinnovo dell'ordinanza regionale proprio non va giù e chiedono a gran voce che a tutti gli esercenti della stessa categoria merceologica, ad esempio abbigliamento o calzature, sia consentito di lavorare allo stesso modo, in particolare il sabato, che è il giorno dei maggiori incassi. A Conegliano, in centro, ad esempio, siamo chiusi noi e Benetton, proprio nella strada principale. Tutti gli altri negozi sono aperti. Credo che questo sia un esempio lampante di come questa ordinanza sia sbagliata. Ma non piace nemmeno il contingentamento delle presenze in queste settimane che precedono il Natale e nelle quali, grazie a varie promozioni, la gente è più propensa a fare acquisti. Uno, anche se entra su un negozio di abbigliamento, minimo resta dentro mezz'ora per provarsi i capi, per vedere, per comprare in tranquillità, e se deve avere l'angoscia di uscire perché magari c'è qualcuno fuori che aspetta, diventa un dramma, e quindi la gente cosa fa? Pur di evitare questo tipo di situazione magari compra in altro modo. Il rischio, dice Confcommercio, impegnata in una campagna per incentivare le compere nei negozi di prossimità, è che tutti gli acquisti finiscano per essere effettuati nelle grandi piattaforme online. So che è difficile perché il periodo è così impegnativo e importante che le linee guida sono quelle di tenere la gente a casa, ma se la gente sta a casa purtroppo la gente non spende e l'economia va in default. E poi ci sono i negozi, gli esercenti, le prese appunto anche con la difficoltà spesso di far rispettare le regole. Guardate lo sfogo su Facebook dei titolari di Camellia Bakery, una delle più note pasticcerie del centro di Treviso, nel quale viene raccontato che appunto che in questi momenti, queste settimane di difficoltà anche a livello appunto economico, raccontano di un fatto inaccettabile, ovvero che il personale che è stato pesantemente offeso e insultato soltanto per aver chiesto
chiesto a un cliente di mantenere la mascherina indossata in attesa del caffè e di rimuoverla esclusivamente per il tempo necessario alla consumazione. Quindi una serie di insulti molto molto pesanti. Il commento amareggiato: crediamo che non servano altre parole per descrivere l'accaduto, il rispetto per gli altri, per le norme, per la salute di tutti sono comportamenti imprescindibili, dicono i titolari del locale, e per questo ci aspettiamo che la nostra clientela sia comprensiva e collaborativa in questo delicato e difficile momento. Insomma, è uno dei tanti aspetti di questa situazione per chi gestisce negozi, locali, appunto bar, alle prese con le regole. Intanto per incentivare proprio i negozi in questo momento molto difficile, Kasugana lancia la gift card, la carta per i regali, la carta regalo. Treviso regala Treviso, lo slogan per lanciare l'ennesima iniziativa del Comune a sostegno del commercio già parla da solo. Una gift card adottata per la prima volta in Italia da un'amministrazione pubblica, una carta regalo pensata per il Natale ma non solo, per incentivare gli acquisti nei negozi del centro e dei quartieri. Kasugana e i partner del distretto Urbecom mettono a disposizione dei cittadini la piattaforma per acquistare e donare il voucher. Lei desidera fare un regalo ad un parente piuttosto che ad un amico, entrerà in un sito, acquisterà l'importo del regalo, comunicherà un codice corrispondente a quell'importo al soggetto che riceve il regalo e questo soggetto con quel codice andrà a spenderlo dove vuole, purché in attività in Comune di Treviso. L'iniziativa partirà dal 1° di dicembre e durerà fino a fine febbraio. C'è una presa di coscienza del fatto di essere cittadini di Treviso, del fatto di consumare a Treviso. Abbiamo creato uno strumento vero, operativo, per tradurre questo in qualcosa di concreto e non semplicemente un invito di carattere spontaneo lasciato alla buona volontà. Già un centinaio le attività che hanno aderito e che al cliente offriranno lo sconto del 5%. Lei a chi la regalerebbe? Ma io ho la fortuna di avere tanti parenti da fuori Treviso, quindi l'idea di regalare un soggiorno nella nostra città potrebbe essere un'opportunità anche per aiutare un settore turistico che è particolarmente in difficoltà. Attraverso Treviso Gift Card possiamo fare anche questo. Adesso la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio oggi a Treviso un hacker in azione durante un convegno web sul tema della violenza. Stavamo per iniziare i nostri lavori quando ci è stato impedito di proseguire perché all'interno della piattaforma si è inserito questo hacker con una forma di violenza verbale, di immagini che non vi posso descrivere. Attacco hacker al convegno online organizzato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne dai comuni di Carbonera, San Biagio e Silea e dal telefono rosa, insulti e offese sulle quali ora indagano le forze dell'ordine. Questa la dice lunga su quanto bisogna lavorare dal punto di vista culturale, perché la violenza contro le donne è in primis un problema culturale, è un problema della nostra società. Un anno nero il 2020 anche su questo fronte. I dati del telefono rosa di Treviso segnano un aggravarsi dei casi di violenza sulle donne. In questo momento siamo già arrivate a una presa in carico di 174 donne, ma sono molte di più quelle che hanno chiamato, che ci hanno contattato per situazioni anche meno gravi, ma tenete conto che le 174 donne che fino alla settimana scorsa noi abbiamo preso in carico dal 1° gennaio 2020 sono tutte situazioni gravi di maltrattamenti, abusi fisici, psicologici, economici. Anche i dati della Questura testimoniano un incremento nel 2020 sia delle denunce per atti persecutori, 97 rispetto a 73 dell'anno scorso, e violenze sessuali, 37 rispetto alle 33 del 2019. Sono invece calate le denunce per maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, 110 contro 124. E poi l'iniziativa dei carabinieri, le caserme illuminate e l'appello alle donne: non abbiate timore di denunciare. Il sole scende, il buio prende sopravvento ed è proprio questo il preciso momento in cui la donna, colpita, picchiata, ferita e umiliata, ha più paura. Ed è proprio in questo attimo che le caserme dei carabinieri si sono accese, illuminate.
Le vittime vengono accolte in queste stanze, ascoltate da personale esperto e preparato, vengono rassicurate e difese da quel mostro che le ha piegate. La violenza di genere non si ferma, il fenomeno continua inesorabilmente a crescere. L'emergenza sanitaria e di lockdown hanno reso la situazione ancor più pericolosa e difficile per molte mogli, compagne e fidanzate. Le pattuglie che sono attive durante le ore del giorno e della notte sul nostro territorio consentono di intervenire tempestivamente e di adottare assieme all'autorità giudiziaria quei provvedimenti che possono scongiurare situazioni gravi. Fra le iniziative a Conegliano lungo la storica scalinata sui gradini le scarpe rosse, simbolo della violenza. Questa mattina c'erano anche loro, i carabinieri, l'appello del comandante. L'insegna Carabinieri offre garanzia di sicurezza a tutte le vittime di violenza e pertanto di rivolgersi alle nostre caserme dove vi sono comandanti e carabinieri qualificati e preparati. Quelle sirene, quelle lampeggianti, sono la salvezza per le vittime, quelle divise sono la possibilità di alzare la testa e ricominciare. La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il calcio in queste ore e non solo il calcio. Fra poco, dopo la pubblicità, sentiremo il ricordo di un importante giocatore veneto che ha giocato anche contro Maradona. Rieccoci in diretta, una notizia arrivata intorno alle 5:29, 5:30, lanciata dai media argentini che ha fatto il giro del mondo in pochissimi istanti, la morte di Diego Armando Maradona a soli 60 anni, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. In queste ore ovviamente tanti messaggi di cordoglio per quello che è considerato da tutti il più grande calciatore di tutti i tempi. A ricordarlo anche un calciatore veneto che ha fatto in tempo a scendere in campo contro di lui nell'ultimo anno del PIB d'Oro a Napoli, era la stagione 90-91, Dino Baggio, calciatore padovano anche della nazionale di Inter e Juventus tra le altre del Parma. In quella stagione giocava al Torino e lo ricorda così. Sentiamo la sua intervista telefonica. Una notizia pessima, anche se si sapeva che lui era stato operato alla testa poco tempo fa e sembrava che l'operazione fosse andata tutto bene e purtroppo è successo quello che non doveva succedere. È un grande peccato perché penso che sia stato il più forte giocatore al mondo di sempre, tra lui Pelé. E quindi è una notizia sconvolgente, 60 anni, si è ancora giovani e purtroppo è successo. Ecco. Cosa ha rappresentato Maradona? Era il numero uno al mondo, cioè io l'ho visto da bambino, sono riuscito a fargli da raccattapalle quando lui veniva a giocare contro il Toro e io l'ho visto il sabato all'allenamento a Filadelfia, dove ero vicino, che il Napoli si allenava, mi sembrava di vedere un dio. La domenica sono andato a fare il raccattapalle e poi sono riuscito a giocare nel mio primo anno di Serie A a Napoli, dove c'era lui che era il suo ultimo anno a Napoli, che poi è andato via. Quindi è come avere un dio vicino, insomma, vedere Maradona giocare è stata una roba per un bambino, un ragazzo, per un uomo, figuriamoci, ma solo vederlo in campo era una roba grande. E io so che tramite ex miei compagni lui era una persona per bene, insomma generoso, tutti gli volevano bene e in qualsiasi squadra è stato, lottava per i compagni, era un leader. Poi quello che poi ha fatto dopo, che riguarda altre cose sue private, è un altro discorso. Però per quello che ha fatto per i compagni e per la squadra è stato... Tutti ne parlano bene, tutti i compagni che hanno avuto per lui una considerazione a parte, insomma, ecco. Torniamo a Treviso, una nuova iniziativa di Cassiugana per ridurre il numero dei coniglietti della penisola del Paradiso lungo il Puto. L'idea è quella di farli adottare come animali da compagnia da scuola e privati.
Ridurre il numero dei conigli che popolano la penisola del Paradiso lungo il Put a ridosso delle mura, dandoli in adozione. L'idea, sottoposta alla Giunta e approvata, parte dall'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Introdotti in quell'habitat dall'amministrazione Gentilini, i conigli si sono poi riprodotti a dismisura negli anni. Anche la scorsa amministrazione aveva cercato di ridurli. Ora il comune lancia una campagna di adozione. Abbiamo deciso di fare un bando perché un'associazione possa catturare tutti i conigli che girano liberi per la penisola del Paradiso, verranno dati in affido a chi li vuole in adozione come animali da compagnia, e quelli che non verranno affidati a delle famiglie, a delle scuole, a delle associazioni verranno sterilizzati a spese del comune e reinseriti in natura. Avete un'idea di quanti possano essere? Sicuramente più di 400 in questo momento. Un numero spropositato, una piccola grande invasione che rischia di avere conseguenze anche a livello ambientale. Come mai non possono rimanere lì? Iniziano ad essere veramente tanti perché ci sono stati anche degli abbandoni, quindi si sono giustamente riprodotti, e specialmente perché, visto il numero, spesso vanno in strada e stanno distruggendo tutte le sponde della penisola del Paradiso. Scatti di campioni del rugby, del basket e poi le campionesse del volley, tutto questo per aiutare i bimbi dello IOV. Bellezza, muscoli e colore nei calendari 2021 delle squadre trevigiane dell'Imoco Volley Conegliano, Benetton Rugby e De Longhi Basket. Le 3 formazioni di spicco della provincia di Treviso hanno deciso anche quest'anno di aderire per il 4º anno consecutivo a questo nobile progetto. L'intero ricavato sarà devoluto all'Istituto Oncologico Veneto per aiutare i bambini colpiti da questa malattia. Dal set alla realizzazione della stampa, il calendario della squadra del cuore è ufficialmente in vendita. Il fascino delle pantere dell'Imoco Conegliano, i muscoli dei leoni del Benetton Rugby, l'atletismo dei cestisti della De Longhi Treviso Basket. In ogni mese dell'anno una grande occasione per fare un gesto di beneficenza per l'Istituto Oncologico Veneto. Convinti che anche quest'anno sarà un successo in termini di raccolta e donazioni come e più degli anni scorsi. Adesso le notizie dal Bellunese. Apriamo con una notizia importante che riguarda Belluno, una nuova ordinanza. Il sindaco di Belluno infatti ha firmato l'ordinanza che consentirà nella giornata di sabato la riapertura di tutti i mercati cittadini. Quindi sabato riaprono tutti i mercati di Belluno dopo la prima ripartenza parziale della scorsa settimana. Quindi con l'ordinanza di oggi si potrà tornare a una piena attività per i mercati all'aperto. Domani vi diremo poi nel dettaglio come funzionerà il sistema, ma di fatto la riapertura è questa per gli ambulanti. Insomma, è decisamente una buona notizia. Poi dicevamo, l'abbiamo sentito nel servizio dal punto stampa di Zaia, lo screening di massa per Auronzo di Cadore. Allora vediamo nel dettaglio quando avverrà e come avverrà. Regione e ULS Dolomiti hanno deciso per i tamponi di massa ad Auronzo, nel piccolo centro del Cadore, 3.000 abitanti, colpito da fine ottobre da un crescente numero di residenti positivi al Covid-19. Domenica verrà effettuato uno screening su una vasta porzione di popolazione, quella tra i 41 e i 65 anni. Circa 1.250 persone, per testare le quali l'azienda sanitaria ha messo in piedi un'organizzazione imponente, supportata dalle associazioni di volontariato, che ricorda quella già sperimentata nei centri del Comelico a fine estate. L'arrivo della zona gialla nazionale ha chiaramente un po' aiutato. Per effetto di questo, per effetto dei provvedimenti contumaciali, per effetto di un'aumentata attenzione da parte della popolazione, specie della popolazione più anziana, abbiamo visto che nelle ultime giornate la curva epidemica tende a flettere e quindi auspichiamo che questi segnali positivi si solidino. Per contribuire a questa tendenza e cercare di ridurre al minimo i contagi, l'ULS 1 andrà a caccia dei positivi asintomatici ancora da individuare. Appuntamento dalle 9.30 alle 13 in località Tagliarezze. Ci si aspetta che i positivi siano pochi, come è stato in Comelico e più di recente a Bolzano, ma se così non fosse si intraprenderanno altre iniziative. Useremo l'ipotesi di allargare a destra e a sinistra rispetto alla fascia d'età le persone interessate da una tornata di screening che potrà essere collocata nella settimana successiva o il fine settimana
settimana successiva. I numeri dicono però che questo non dovrebbe accadere, anche se il dottor Cinquetti rimane cauto. Collochiamo questo screening, speriamo nella fase di coda epidemica, ma il Covid ci ha insegnato che non bisogna mai cantare vittoria. Lui, se si molla un attimo la presa, riparte, si ricolloca nel contesto. Adesso torniamo a parlare dell'incendio di Umin di Feltre, abbiamo raccontato ieri sera, la casa è inagibile, c'è anche una corsa solidale per la famiglia appunto che ha subito questo gravissimo danno. Il boato ha svegliato i residenti, poi le fiamme in un attimo hanno avvolto un ex fienile e la porzione abitata di un edificio. Per miracolo la proprietaria e i figli sono riusciti ad uscire in tempo dalla casa. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati in forza i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme. Un rogo che dalle prime indagini potrebbe essere accidentale. Mi sono confrontato con i vigili del fuoco ancora ieri sera, questa mattina i carabinieri che erano già sul posto ieri sera per verificare come di prassi insomma in questi casi. E quello che mi dicevano questa mattina è che sembrerebbe esclusa la traccia dolosa. L'abitazione è inagibile, la famiglia questa notte è stata ospitata da alcuni parenti, mentre questa mattina l'amministrazione comunale di Feltre ha messo a disposizione un appartamento, non solo. L'indicazione che do è quella per chi volesse, associazioni o singoli, di mettersi in contatto direttamente con i servizi sociali dell'azienda, azienda feltrina, in modo tale che l'azienda che è in contatto con la famiglia è in condizione da qua in poi, giorno per giorno, di saper dire se c'è bisogno di qualcosa e che cosa in particolare, in maniera tale anche da evitare magari che ci siano troppe cose di un tipo e niente di un altro. Vista la richiesta di molti cittadini e associazioni che volevano dare una mano, il Comune ha anche attivato un conto corrente. E questa mattina sono tornati sul posto i vigili del fuoco perché fuoriusciva ancora del fumo ed hanno lavorato per tutta la mattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Arsier. Anche nel bellunese ovviamente ricordo insomma, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quello che abbiamo visto anche a Treviso, le caserme illuminate anche a Belluno dove i dati restano importanti. 170 casi sviluppati dall'inizio dell'anno fino ad oggi. In particolare abbiamo avuto 70 casi di maltrattamenti in famiglia, 40 casi di lesioni personali all'interno della famiglia, 14 violenze sessuali e 38 atti persecutori. Più altri reati ma molto minori, in numero molto inferiore. Se facciamo brevemente un calcolo sono un caso ogni 2 giorni. Dati chiari che non lasciano spazio a nessuna interpretazione, cifre che mai vorremmo dare. Eppure la violenza sulle donne è un fenomeno che continua a crescere. Mogli, compagne e fidanzate annientate da mostri. Gli autori e le vittime sono per lo più italiani, la percentuale di stranieri è bassa. Fra le iniziative anche un volantino Rialziamoci insieme. È un messaggio che noi come Arma di Carabinieri di Belluno, ma comunque tutta l'Arma in tutta Italia, un messaggio di speranza, di fiducia, di vicinanza a quelle donne che si sono piegate, che sono cadute sotto i colpi sia fisici che morali dell'uomo malvagio. Sono le forze dell'ordine a parlare per prime con le donne aggredite, minacciate e picchiate. A Belluno è stata sistemata una stanza per accogliere le vittime. L'aula è stata fatta comunque in modo tale da non sentirsi negli uffici dell'Arma dei Carabinieri, ma il più a casa possibile, il più a proprio agio possibile, anche perché qui le donne comunque si aprono e raccontano tutto ciò che solitamente non raccontano agli altri e che con noi si aprono e possono parlare in maniera sincera. Ma sono tante altre le iniziative messe in campo per aiutare e sostenere queste donne. Abbiamo però allestito anche la stanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, il codice rosa, e abbiamo un'aula d'ascolto presso il tribunale, nonché un corso di formazione per personale sanitario e forze dell'ordine preposte proprio ad accogliere queste donne. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo.
Alta pressione ancora ben presente, dunque tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 novembre. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno un po' su tutta la regione, salvo per risultare poco nuvoloso al mattino per i passaggi di nubi alte, in un contesto però che rimane sempre soleggiato. Locali foschie o nebbie in pianura, nelle ore più fredde talvolta anche fitte. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con tanto sole, soprattutto in montagna, maggiori annuvolamenti ma del tutto innocui invece in pianura. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -1, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.